Presenta la tua organizzazione, il tuo nome, il nome della tua organizzazione e dove lavorate. Allora, io mi chiamo Alessandro Grella, sono socio fondatore di It's Made Impresa Sociale, lavoriamo a Torino e la mia società, in questo caso, si occupa da una parte di progettare e costruire arredi e allestimenti di interni, e poi abbiamo delle attività di impatto quali corsi, workshop e makerspace, ovvero permettiamo a chiunque abbia voglia e tempo di usare i nostri spazi per costruire le proprie cose, riparare, costruire le proprie cose. Quali sono le principali attività dell'organizzazione? L'ho già detto praticamente. Da una parte c'è una parte business più tradizionale, diciamo, dove siamo uno studio di architettura e design, quindi in modo intellettuale progettiamo con clienti privati e business, quindi negozi, ristoranti, uffici, alberghi, eccetera, musei. E dall'altra parte abbiamo una falegnameria e una carpenteria metallica dove costruiamo appunto quello che noi progettiamo. E poi appunto la parte di impatto, detta prima. Come è composto il gruppo di lavoro e come siete organizzati internamente? Ok, sì, ci siamo due soci che sono più amministrativi, anzi diciamo che c'è un socio che sono io più amministrativo progettuale, poi c'è un altro socio che si divide un po' tra l'amministrazione e la produzione, e poi c'è un socio che è completamente dedicato alla produzione, quindi in laboratorio. Poi abbiamo sempre in ufficio una o due progettisti e un'amministrativa, cioè una contabile, e poi dall'altra parte ci sono carpentieri, falegnami, e in questo team di persone, che in totale sono 14, ci sono 2 persone svantaggiate, assunte da It's Made. Come coniughi la sostenibilità economica della tua organizzazione con la sua missione sociale? Avete incontrato delle difficoltà? Beh, allora, noi siamo completamente sostenuti dal business, cioè nel senso che facciamo attività di impatto, paghiamo le persone, compriamo materiali, energia sostenibile, startuppiamo cose, offriamo servizi a impatto perché il business ci sostiene, cioè la parte business. Sì. Quali sono i punti Non di abbiamo forza dell'organizzazione? Ah, ne stavamo giusto parlando poco fa, cioè con i miei soci. Allora, negli anni noi siamo sempre in qualche modo andati avanti, e sicuramente offrire dei servizi buoni. E facciamo un po' di battute a volte, che se resistiamo a volte anche perché gli altri sono peggio di noi, no? Perché a volte capita di sentire che molto spesso le persone hanno scelto i nostri corsi perché magari il competitor non risponde alle mail. Quindi un punto di forza? Rispondere alle mail. Sembra una roba incredibile, ma è così. Oppure ovviamente fare dei servizi, prodotti che funzionano. Sicuramente però dedizione, costanza, gentilezza, solerzia, boh, questi sono gli argomenti poi, che poi si chiama professionalità forse. In che modo hanno influito i rapporti con le amministrazioni locali e con gli altri attori nel lavoro della tua organizzazione? Ma sì, allora devo mettere che sicuramente c'è qualcosa per cui la pubblica amministrazione no, ci ha aiutato no. Ci sono state delle condizioni per cui, c'è stato un aiuto indiretto, che, dei bandi vinti, perché ci sono stati dei bandi delle pubbliche amministrazioni, ma li abbiamo vinti perché erano meritevoli di vincere. Abbiamo lo spazio dove c'è l'affitto leggermente calmierato e l'abbiamo preso perché siamo stati reputati i migliori, diciamo. Ehm,
abbiamo preso dei lavori per la pubblica amministrazione, ma attraverso gare d'appalto. Cioè, nel senso, non so quanto poi la pubblica amministrazione possa essere d'aiuto. È un committente come tanti altri che seleziona le persone o le realtà su base competitiva, e in questa competizione molto spesso abbiamo vinto noi. Però nessuno mai ha detto it's me, vieni, ti coinvolgiamo. Siamo stati noi al massimo a partecipare a cose. Elenca tre parole che rappresentano la tua organizzazione. Allora, questa è la domanda più difficile, ovviamente. Su questo sono assolutamente impreparato, ci provo. Beh, curiosa, sicuramente. La curiosità, la creatività, cioè la parte più, come dire, creativa e curiosa. Professionale, questo l'ho detto prima, e solerte. Sì. Grazie.